Qualcosa in più di un semplice auspicio, quasi un dovere, una missione rivolta a quei fedeli trevigiani sempre più presenti nella vita pubblica. Il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, si rivolge ai cristiani della provincia e li esorta a entrare in politica, perché secondo il presule negli ultimi anni chi ci governa è sempre più distante dalla gente, interessato più al potere che ai bisogni della gente. Se coloro che desiderano dare un apporto al bene comune non scelgono anche, parlo di cristiani, di cattolici convinti, non scelgono anche questa opera di mediazione che è la politica, rischia di rimanere in mano soltanto a persone che, pur in maniera legittima, fanno i loro interessi. E il vescovo invita i politici a fare le loro scelte di responsabilità, anche se queste dovessero essere le più faticose, perché la politica è insieme etica della vita e famiglia, e sono proprio loro i primi a doversi mettere al fianco dei più deboli, dei giovani e di chi è senza lavoro. E si rivolge direttamente agli imprenditori, perché in questo momento di crisi abbiano il coraggio di fare degli investimenti per il bene comune, nonostante le difficoltà. In questo momento in cui è più facile essere tentati di tirare i remi in barca e di rinunciare agli investimenti, di rinunciare a scelte coraggiose, siano animati proprio da coraggio, da audacia anche in certe situazioni, pur rendendomi conto che molto spesso devono affrontare delle fatiche molto molto grandi.